Benvenuti su un altro video del canale YouTube Nazione Napolitana. Questa è la prima puntata della trasmissione Nazione Napoletana, una trasmissione che parla di cultura e rivendicazioni politiche della Napolitania. Per cultura non intendiamo solo la storia, intendiamo anche la letteratura in lingua napoletana, intendiamo ogni altra forma di arte, parlare dei monumenti, ma anche la gastronomia e cultura. La puntata di oggi è dedicata alla nascita dell'unità napolitana e delle due Sicilie. Parleremo come è nato il Regno di Napoli, quali sono gli avvenimenti che lo hanno preparato. L'identità di un popolo è frutto di un lungo processo storico. Ci sono però degli avvenimenti più di altri che ne influenzano la sua formazione. È il caso della nascita delle due Sicilie, che è avvenuta nella prima metà del XII secolo. A quell'epoca la popolazione delle regioni comprese tra l'Abruzzo e la Calabria, da quell'epoca in poi, ha avuto storia comune, cultura, religione, interessi e lingua, che poi è diventata la lingua napoletana. Insomma, è diventata una nazione. Lo stesso si può affermare per la Sicilia, però con qualche differenza. Intorno all'anno 1000 le due Sicilie erano divise in alcuni stati: il Principato di Benevento, il Principato di Salerno e il Principato di Capua. Erano stati retti dai Longobardi. La Sicilia era in quel periodo ancora sotto il dominio arabo ed era divisa in piccoli emirati. I domini bizantini si trovavano nella Puglia, soprattutto quella della terra d'Otranto, e la Calabria centro-meridionale. E infine c'era il Ducato di Napoli, che era completamente dipendente da ogni influenza straniera, e il Ducato di Gaeta, che formalmente era soggetto al Ducato di Napoli, insieme alla Repubblica Marinara d'Amalfi. Nel 1029, per i suoi servigi di mercenario dati dal Duca di Napoli Sergio IV, Rainolfo ebbe in feudo la contea di Aversa, che divenne il primo insediamento normanno in Napolitania. Pochi anni dopo arrivarono con il loro esercito i figli di Tancredi d'Altavilla, che si posero a servizio dei bizantini in lotta contro gli arabi siciliani, ma gli Altavilla erano intenzionati a stabilirsi in Napolitania, e Papa Leone IX si alleò con i bizantini e i longobardi, ma il suo esercito venne battuto da Roberto il Guiscardo, che nel 1059 divenne duca delle Puglie e delle Calabrie, e nel 1076 principe di Salerno. Il fratello Ruggiero, dopo 30 anni di guerra, nel 1091 conquistò l'intera Sicilia ai danni degli arabi e ne divenne conte. I due fratelli Roberto e Ruggiero I morirono nel 1085 e nel 1101, lasciando ai loro eredi contendersi le due Sicilie. Però l'avvenimento decisivo, che praticamente diede una svolta per l'unificazione delle due Sicilie, avvenne il 25 dicembre 1130, quando Ruggero II, figlio di Ruggero I, fu incoronato dall'antipapa Anacleto II a Palermo, re di Sicilia, Calabria, Puglia e principe di Capua. Un'incoronazione fatta proprio il 25 dicembre, come quella dell'800 di Carlo Magno, proprio a voler simboleggiare di diventare l'intenzione di diventare un grande monarca come Carlo Magno. Però Ruggiero, al momento dell'incoronazione nel 1130, era solo conte di Sicilia, mentre questi altri territori come la Calabria, la Puglia, Capua, Salerno, praticamente non erano sotto il suo controllo, ma quello dei suoi parenti, e dovette lottare per 9 anni per far valere i suoi diritti, finché l'ultimo stato praticamente a resistergli, il Ducato di Napoli, dovette arrendersi nel luglio del 1139, quando poi fu battuto anche il Papa Innocenzo II,
che lo contrastava. E Papa Innocenzo II, fatto prigioniero di Ruggiero, il 25 luglio 1139 incoronò Ruggiero re di Sicilia. Ma re di Sicilia non era re solo della Sicilia, ma significava anche che il regno di Sicilia in quel periodo comprendeva anche la Calabria, la Basilicata, la Puglia, il Molise e la Campania. Per Campania si intende Campania e Basso Lazio, secondo la denominazione, secondo la classificazione che oggi sappiamo dello Stato italiano. E in quel momento nacque il nostro Stato sovrano. Nel 1150 fu annesso anche l'Abruzzo, così il regno di Sicilia si estese per gli stessi territori che poi avrebbe compreso tra il 1816 e il 1860 il regno delle due Sicilie. I confini di questi territori, dalla parte continentale, che poi sarebbe diventata il regno di Napoli dopo la guerra del Vespro, come descritti da Pietro Colletta, erano il fiume Tronto, il Liri, il piccolo fiume di San Magno presso Portella e i monti Appennini dove nascono le fonti di questi fiumi. Questi confini rimasero immutati dal 1150 al 1851, quando il regno delle due Sicilie perse l'indipendenza. Ruggero d'Altavilla, nato a Palermo nel 1095 e morto nel 1154, fu il primo re delle due Sicilie e si può a tutti gli effetti considerare il padre dell'unità e della patria napolitana e siciliana. Perché è importante ricordare la data del 25 luglio e sarebbe importante anche festeggiarla, esponendo la nostra bandiera nazionale per tanti motivi. Anche se l'unità del Regno di Sicilia si interruppe, perché ci fu la guerra del Vespro e poi nacquero due regni che per un periodo di tempo si chiamarono entrambi Regno di Sicilia, sia quello del sud continentale, della Napolitania, sia la Sicilia, e poi il Trattato di Castelbellotta stabilì che la parte continentale si doveva chiamare Regno di Sicilia e la Sicilia si doveva chiamare Regno di Trinacria. Poi la parte continentale fu chiamata Regno di Napoli e il suo territorio fu chiamato napoletano e secondo un'altra denominazione di toponimo Napolitania, soprattutto la denominazione anglosassone chiama il territorio del Regno di Napoli Napolitania. E si formarono questi due stati che poi si riunificarono furono nel 1816 nel Regno delle due Sicilie, all'epoca di Ferdinando IV come Regno di Napoli, terzo come Regno di Sicilia e poi diventò Ferdinando I re del Regno delle due Sicilie. Perché allora, dicevo, è importante festeggiare il 25 luglio come una festa nazionale? Primo motivo, perché nacque un paese che possiamo chiamare patria per noi napolitani e che è esistito effettivamente mentre la Padania non è mai esistita come Stato. Nacque la nostra identità di napolitani e la nazione napolitana. Iniziò un periodo di indipendenza che durò 722 anni, più di quanto è durato l'impero romano e 5 volte più lungo dell'unità italiana. Nacque uno Stato che dal 1285 al 1816 come Regno di Napoli, ma anche dopo il 1816 fino al 1860, tutelava i nostri interessi in ogni attività e materia che riguardava la nostra vita e ci rappresentava in tutto il mondo. Oggi non possiamo dire lo stesso, perché lo Stato italiano non è che ci rappresenta. Tutta la nostra cultura si è formata nei 700 anni di indipendenza. La canzone napoletana, per esempio, ma anche la letteratura in lingua napoletana, le nostre tradizioni, fine anche la gastronomia. Cioè noi pensiamo per esempio che la mozzarella e la pizza, oggi apprezzate in tutto il mondo, sono nate la mozzarella alla fine del Settecento a Carditello e la pizza addirittura nel 1500 e poi si è trasformata nei secoli, e ci rendiamo conto che non è nato nessun piatto tipico nostro dopo il 1860. Anche questo ci fa capire che anche in quest'ambito della cultura noi non siamo riusciti a fare più niente, perché con la perdita dell'indipendenza abbiamo perso anche la possibilità di tutelare la nostra cultura. E poi esiste una continuità di appartenenza nazionale per i napolitani dal Vespro in avanti, che comunque ha un suo antecedente del 25 luglio 1139 e arriva poi a 14 febbraio 1861 quando è caduta Gaeta. Per tutti questi motivi è
È chiaro che il 25 luglio dobbiamo festeggiare, sarebbe valido festeggiare esponendo la nostra bandiera nazionale bianca col vessillo nazionale al centro tutti gli anni. Ora vi saluto e viva sempre la nazione napolitana. Arrivederci da Joseph Epomeo. Mettete like al video se vi è piaciuto, eventualmente lasciate un commento e iscrivetevi al canale YouTube. Arrivederci al prossimo video.